Probabilmente la giuria che a Lignano ha incoronato Martina Floriani Miss Friuli Venezia Giulia non ha avuto il tempo e l'opportunità di conoscerla a fondo. Fosse successo, non avrebbe potuto che confermare, se non rafforzare il voto per questa ventenne di Faugnaco di Martignacco. La ragazza che abbiamo incontrato stupisce per la distanza che la divide dai cliché che descrivono le miss svogliate e superficiali, preoccupate unicamente dell'aspetto esteriore e di un sorriso davanti al fotografo. Viceversa, Martina, compatibilmente con la giovane età e il contesto nel quale dovrà apparire, è ovvio, ci è apparsa una persona che il Friuli Venezia Giulia può essere fiero d'avere come rappresentante nelle finali nazionali di Salso Maggiore. Studentessa di Economia e Commercio a Trieste, dove ha già sostenuto con successo esami impegnativi, ballerina di latinoamericano a livello agonistico con ottimi piazzamenti in regione, modella con già alle spalle un buon bagaglio di esperienza, tra cui il titolo nazionale di un volto per fotomodella. Il tutto vissuto con una naturalezza ed una maturità che stupiscono vista l'anagrafe e con una sicurezza nei propri mezzi che non è mai presunzione, piuttosto entusiasmo e determinazione. Quest'anno a Miss Italia richiedono anche, al di là dell'aspetto fisico, un talento personale. Io punterò tutto sul ballo e, perché no, anche sulla mia personalità. È difficile sfilare su una passerella davanti a una giuria. Cosa si pensa in quei momenti? A cosa bisogna stare attenti? No, per me non è stato difficile, anche perché generalmente di carattere sono abbastanza determinata. Sicuramente in quel momento ho pensato ad essere me stessa, a trasmettere quello che provo io sfilando e quello che sento quando si accendono le luci e divento protagonista della serata. Con che spirito va a Salso Maggiore? Forza Friuli, e sono molto orgogliosa di rappresentarlo in Italia, darò sicuramente il massimo e speriamo bene.